Rete Ferroviaria Italiana investirà 6 milioni e mezzo di euro per il restyling della stazione di Chiavari, un intervento atteso da anni da residenti e pendolari, soprattutto dalle persone con disabilità o a ridotta mobilità. Un primo incontro sul tema si è svolto in queste ore tra il sindaco Marco Di Capua, l'assessore Massimiliano Bisso e il direttore territoriale della produzione di rete Daniele Mari. I lavori, programmati da RFI, intendono ammodernare la struttura ferroviaria, eliminare le barriere architettoniche, riqualificare il sottopassaggio e installare 3 ascensori al fine di garantire la completa accessibilità ai marciapiedi. Interventi che partiranno non appena saranno disponibili i finanziamenti necessari. Si spera presto, visto che in riunione è emersa una condivisione di intenti positiva ed è stata data voce ai disagi lamentati da cittadini e turisti. Soprattutto in questi giorni in cui Chiavari si presenta alla fiera sul turismo a Rimini, la città non può continuare ad avere una stazione ferroviaria con limitato accesso ai binari e soprattutto privo di moderni ascensori. Abbiamo definito un primo intervento, spiega il sindaco, per migliorare la sicurezza e l'accessibilità dei viaggiatori, favorendo l'interscambio tra la stazione e i mezzi del trasporto pubblico. La fermata dei bus, posta a destra dell'uscita su piazza Nostra Signora dell'Orto, verrà arretrata di circa 4 metri, agevolando l'entrata con la realizzazione di una rampa d'ingresso. Il primo cittadino manifesta anche la disponibilità a cofinanziare gli interventi generali di ammodernamento, mettendo subito a disposizione 400.000 euro. Infine, Di Capua esprime soddisfazione. È la prima volta, spiega, che viene redatto un programma di fattibilità tecnico-economico per il restyling e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Questo ha permesso di arrivare ad una quantificazione dei fondi necessari.